di Milano, ha studiato nei conservatori di Perugia e Roma e all'Accademia di Siena e attualmente è direttore musicale del Teatro alla Scala e direttore principale della Filarmonica della Scala. Riccardo Sciaia ha ricevuto al Teatro La Fenice il premio Una vita nella musica 2019, prestigioso riconoscimento creato nel 1979 da Bruno Tosi per celebrare le personalità più illustri della scena musicale internazionale e giunto quest'anno alla sua 32esima edizione. Prima di lui, solo per citare alcuni protagonisti, hanno ricevuto questo riconoscimento Rubinstein, Rostropovich, Abbado, Giulini e Bernstein, ma anche Carla Fracci, Zubin Mehta, Claudio Scimone e i solisti veneti. L'ultima esibizione di Riccardo Sciai sul palcoscenico del Teatro La Fenice corrisponde a un evento di grande rilievo nella storia del teatro veneziano, vale a dire il primo concerto dell'Orchestra Filarmonica della Fenice, il 10 maggio 2010.